Falli da dietro, commento alla nona giornata di campionato. Comincia un altro campionato. Comincia il campionato senza il re. E comincia con 3 punti che sono sempre benedetti. La vittoria ce la regala l'irrefrenabile Zambo dopo che Camarda, il 17enne predestinato, grande speranza del calcio italiano, sbaglia un rigore fantasma inesistente, che non c'era, ma che il potere ci ha decretato. Sbaglia il rigore Camarda perché in porta c'è Vania, che è uno specialista, e meno male che c'è lui. Una vittoria sporca in un momento difficile. Ora dobbiamo guardare al futuro che non è roseo. Il re è andato, ormai, e sarà difficile rivederlo ancora in azzurro. Abbiamo una rosa ristretta in un momento difficile dell'annata in cui il calendario è fittissimo. Dobbiamo stringere i denti. Adesso dobbiamo stringere i denti e aspettare gennaio, quando dobbiamo per forza ritornare sul mercato a colmare il buco che ci ha lasciato il re e anche Zambo, che nel frattempo sarà partito per la Coppa d'Africa. Leggete, leggete, leggete.